Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova edizione del TG Rosso Blu. Oggi è martedì 16 febbraio, martedì grasso, iniziamo l'edizione odierna del TG come sempre dando i dati sul coronavirus che fanno registrare in totale dall'inizio dell'emergenza in Sardegna 40.263 positivi. Nell'ultimo aggiornamento sono infatti stati rilevati 56 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti quasi 704.000 tamponi. L'incremento complessivo è di 43.366 test rispetto al dato precedente, un dato che include i quasi 42.000 tamponi antigenici eseguiti nel weekend scorso nella provincia di Nuoro per la campagna di screening Sardi e Sicuri. Il rapporto casi positivi tamponi eseguiti segna per l'isola un tasso di positività dello 0,1%. Si registrano altri 6 decessi, salgono a 1.072 in tutto. Sono invece 320 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, mentre sono 25 quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.600. I guariti sono complessivamente 25.023, mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'isola sono attualmente 223. Sul territorio, dei 40.263 casi positivi complessivamente accertati, 9.438 sono stati rilevati nella città metropolitana di Cagliari, 6.457 nel sud Sardegna, 3.422 a Oristano, 8.016 a Nuoro e 12.930 a Sassari. E si avvicina la stagione turistica estiva e in Sardegna potrebbe riaprire l'aeroporto di Tortolì, in Ogliastra, ricordiamo, chiuso ormai da 10 anni. Lo scalo potrebbe ospitare i soli aerei privati di aviazione generale, con peso massimo, scusate, con peso massimo di 5.700 kg e massimo 12 passeggeri a bordo. Il consorzio industriale, proprietario al 100% della società Ali Arbatax, che detiene le quote dello scalo, attraverso il commissario straordinario Franco Amendola, ha avviato le procedure per richiedere tutte le autorizzazioni all'ENAC. Se riuscirà a ottenerle tra maggio e giugno, lo scalo chiuso dal 2011 e messo in liquidazione dalla proprietà 5 anni fa, per la prossima estate potrebbe riprendere vita con i connotati di aeroporto di terzo livello, con un traffico di aerei di aviazione generale che non superano le 5,7 tonnellate. Non saranno necessari presidi fissi alla torre di controllo e al reparto antincendio. L'obiettivo per quest'anno è quello di aprire lo scalo ai piccoli aerei privati che possano portare in Ogliastra un target più alto di turismo rispetto a quello di camper e campeggi. Queste le parole proprio del commissario Amendola. Ma già per il 2022 avvieremo le pratiche per il passaggio ai voli dell'aviazione civile con aerei fino a 100 posti. Per quest'anno non possiamo farlo perché i villaggi turistici si sono già organizzati sullo scalo di Cagliari, ma anche perché con l'aviazione generale è più semplice ottenere dall'ENAC le autorizzazioni. Lo scalo di Arbatax inoltre potrebbe diventare area di sosta di aerei privati che atterrano su Olbia e non trovano posto nello scalo gallurese per tutta la vacanza. Anche questo è un servizio che vogliamo offrire, ha confermato Amendola. C'è un'utenza di migliaia di persone in Italia che posseggono un aereo privato con il quale girano il Mediterraneo ed è una nicchia tutta da scoprire che potrebbe essere molto interessante per il turismo del territorio. D'altronde lo scalo di Arbatax, quando è stato aperto 17 o 18 anni fa, il lavoro era assicurato. Avevamo difficoltà a trovare posti per gli aerei da 100 posti collegati con vari scali nazionali e internazionali. I villaggi turistici utilizzavano quegli aerei, così come molti cittadini del territorio. Ora partiamo con voli privati, ha concluso Amendola, ma puntiamo anche ad altro. Si tratta di diversificare l'offerta per poter guardare al futuro con maggiore serenità. E a proposito di spostamenti, c'è il presidente regionale di Federalberghi Sardegna che interviene e dice: auspichiamo che le regole di spostamento tra le regioni siano definite a carattere nazionale. Non vorremmo avere la sfortuna che la Sardegna sia l'unica ad avere controlli all'ingresso. Le parole di Manca sono riferite alle dichiarazioni del presidente della regione Solinas, che chiede il certificato di vaccinazione
o di negatività per gli ingressi nell'isola la prossima estate. Manca, ha aggiunto, piuttosto la Regione si metta subito all'opera per dare ai turisti certezze sul potenziamento del sistema sanitario e sulla chiarezza delle regole per la stagione 2021 entro febbraio. Sarebbe bene infatti evitare dichiarazioni che senza adeguata informazione e concertazione con gli operatori potrebbero compromettere la prossima stagione, anche visto il caos mediatico che si è scatenato lo scorso anno con la richiesta di test obbligatori all'arrivo in Sardegna. La linea ora a Pago per un messaggio importante. Domanda, ma vi siete già iscritti o no all'associazione Sardegna Rosso Blu? Se non l'avete ancora fatto, andate immediatamente sul sito qua www.sardegnarossoblu.it, 10 euro all'anno, si parla di commercio, cultura e tante altre cose. Avete il 10% di sconto sui partners che trovate appunto sul sito. In qualità di socio onorario non mi resta che dirvi, vi aspetto su sardegnarossoblu.it. A presto e un abbraccio a tutti. Viva la Sardegna, viva l'isola, sempre. Proseguiamo il TG per promuovere un territorio attraverso un itinerario a corto raggio tra testimonianze storiche e archeologiche. Siamo nel sud-ovest della Sardegna, un percorso lungo millenni tra Domus de Janas, nuraghi, necropoli, musei, castelli e antichi mulini. Siliqua, Sant'Adi, Gonnesa e Flumini Maggiore sono i 4 comuni coinvolti nel progetto di fruizione integrata di beni culturali, frutto di un accordo tra le cooperative Semata, Antarias, Start 1 e Associazione Culturale Villa Conesa. Prevede visite a prezzi scontati se si decide di fare una tappa anche a più di un sito, museo o monumento di questa rete nell'arco del 2021. Ognuno poi si impegnerà a fare promozione degli altri beni culturali. L'iniziativa coinvolge a Sant'Adi il sistema museale, area archeologica di Paniloriga, Museo Civico Archeologico, Museo Etnografico Saddomo Antiga, il Nuraghe Seruci a Gonnesa, Tempio di Antas e Museo Etnografico Il Mulino di Flumini Maggiore e il Castello di Acquafredda di Siliqua. Nell'arco di un anno, visitando i 7 siti, si può avere una visione di insieme delle vestigia del passato dal Neolitico, passando per il Nuragico, l'epoca romana, il Medioevo e fino ai più recenti segni e testimonianze. E andiamo avanti e parliamo di Arzachena, dove c'è un'eccellenza, che è l'azienda agricola Ociu e Meli di Gianluca Marras, che è la prima impresa a iscrivere il proprio prodotto nel registro DECO, denominazione di origine comunale di Arzachena. Il marchio DECO vuole tutelare e promuovere le produzioni agroalimentari legate al territorio di Arzachena e alle sue tradizioni più antiche, per certificarne qualità e farne strumento di attrazione turistica. Queste le parole della vice sindaca e assessora al turismo del comune gallurese Cristina Usai. Tra le motivazioni che spingono i viaggiatori a scegliere una destinazione per le vacanze ha un ruolo sempre più incisivo la ricerca di una food experience e invitiamo, ha aggiunto, gli altri produttori a inviare la propria candidatura. L'iscrizione del prodotto della Ociu e Meli nel registro DECO è stata approvata da una commissione che agisce sulla base del regolamento per l'attribuzione del marchio, approvato nel 2019 dal Consiglio Comunale, e ha verificato in azienda prodotti, schede tecniche e metodi di produzione prima di rilasciare l'ok. E parliamo di calcio, ne abbiamo discusso ieri in occasione di 11+1 rossoblu con i bomber Franco Selvaggi e Gigi Piras, ma sul Cagliari ancora il leitmotiv è sempre lo stesso, ancora un gol subito all'ultimo minuto quando sembrava fatta, con la stessa modalità, cambio di gioco, difesa in difficoltà e gol beffa. Domenica l'Atalanta e il Cagliari soprattutto hanno perso. L'Atalanta ha vinto, il Cagliari ha perso un punto. Prima ancora il Cagliari aveva subito il gol nel finale contro il Sassuolo perdendo 3 punti. Episodi che costano carissimi, basti pensare che senza questi 2 gol subiti nel finale, ieri la squadra di De Francesco comunque sarebbe davanti al Torino, invece ora è dietro di 2 punti, terzultimo, senza dimenticare che il Parma comunque ieri
a Verona, ha dato grandi sofferenze alla squadra di Juric. Il Cagliari ora è costretto a vincere venerdì sera contro il Torino, quello che il mister ha già chiamato spareggio, con tutto quello che nel bene e nel male tensioni e aspettative possono comportare. Venerdì si deciderà tutto, probabilmente anche la permanenza del tecnico alla guida del Cagliari. Il guaio per i rossoblù è che per ora non si vedono altre squadre che potrebbero essere coinvolte nella lotta per non retrocedere. Dopo il Torino la più vicina è la Fiorentina, che però è a 7 punti. Le altre papabili come Benevento, Spezia, Udinese e Bologna sono a più 9, il Genoa addirittura a più 10. Insomma, a questo punto la sfida è a 4 per un solo posto che assicura la salvezza. Il Cagliari, dalla partita con la Fiorentina successiva al grave tracollo interno con il Benevento, ha cambiato pelle. Squadra guardinga, concentrata, più attenta a difendersi che a creare. La conseguenza è che non prende imbarcate, ma non riesce più a segnare. Un gol decisivo lo prende sempre ed è successo nelle partite più alla portata, come quelle appunto con i Viola, con il Genoa e col Sassuolo, ma anche contro Milan, Lazio e Atalanta. La crisi in attacco arriva con punte che non segnano più da una vita. Simeone domenica si è fatto notare per i suoi tentativi, la sua generosità di sporcare la manovra avversaria, ma Pavoletti, entrato anche lui bene in partita, ha combattuto nelle mischie a centrocampo, sui lanci della difesa e nella sua area sui corner dell'Atalanta. Simeone, con 5 gol all'attivo, non segna più da 3 mesi e mezzo. Pavoletti si è fermato al gol contro lo Spezia il 29 novembre e addirittura João Pedro è fermo a quota 11. Vedremo poi cosa succederà in questi giorni, anche nel match, nei giorni che ci aspettano alla partita di venerdì. Quindi non sarà escluso il ritiro, ma sicuramente saranno 4 giorni davvero importanti per il futuro della squadra. Bene, era questa l'ultima notizia del TG di oggi. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.